A questa serata, una serata molto importante qui a Conegliano, che si parlerà di indipendenza del Veneto, come arrivarci. Abbiamo un parterre di relatori molto importante, 2 professori universitari, 2 imprenditori e il leader del movimento dei sindaci. Io direi che iniziamo subito. Volevo un attimo ringraziare tutti coloro che hanno organizzato questo evento. Siamo partiti in pochi 2 anni fa qui a Conegliano, eravamo pochissime persone, adesso siamo un gruppo di una decina di persone attive per questa serata, siamo stati 6-7 e abbiamo fatto un grandissimo lavoro. Portare in una sala così, al 20 luglio delle persone e parlare di temi politici, io sono il primo a ringraziarvi. Io mi chiamo Alessandro Panto, sono coordinatore di Indipendenza Veneta qua a Conegliano, sono un imprenditore, ho deciso di appoggiare il percorso che ci porterà all'indipendenza perché penso che sia l'unica soluzione a questo Stato che è ingessato e non ci porta purtroppo da nessuna parte, è impossibile fare le riforme. E noi veneti non abbiamo tempo, il tempo è già scaduto da un pezzo, io sto facendo dei cambiamenti notevoli per quanto riguarda la mia vita e il lavoro e quindi dobbiamo noi cittadini trovare il modo per venirne fuori. Io concludo qui perché voglio lasciare proprio il tempo ai relatori. Presento l'ingegnere Gianluca Panto, che è uno dei soci fondatori di Indipendenza Veneta. Ecco, adesso funziona. Sento un po' di rimbombo dalla mia parte, ma spero che dalla vostra l'acustica sia corretta. Chiedo conferma. Grazie. Mi fa molto piacere essere qui questa sera. Ringrazio gli organizzatori di avermi invitato. Visto che sono anche miei amici, magari faccio qualche nome: Alessandro Panto, Marielle Balbinot, Anna Iseppon e tutti gli altri ragazzi di Conegliano che hanno speso il proprio tempo e anche a volte i propri soldi per riuscire a portare ai cittadini di Conegliano quella che penso e spero ormai sia una consapevolezza. Noi non stiamo più parlando del fatto che l'indipendenza del Veneto sia giusta, non sia giusta, la faremo, non la faremo. Penso che ormai tutti quanti noi dobbiamo spostare più in avanti il nostro linguaggio e cominciare a parlare di quello che faremo dopo il referendum per l'indipendenza, perché ormai il referendum per l'indipendenza, vuoi tu che il Veneto diventi una repubblica indipendente e sovrana? Sì, no, che è un po' lo slogan che avete sentito magari dalla nostra autovettura in questi giorni, è alle porte, sta per diventare una certezza. Aspettiamo solo che il Consiglio regionale si riunisca, speriamo nelle prossime settimane, speriamo prima delle ferie, per deliberare finalmente quello che noi abbiamo chiamato plebiscito e non referendum, ovvero questa interrogazione popolare affinché il popolo veneto finalmente possa esprimersi su quello che è il quesito più importante per il nostro futuro socio-economico dei prossimi anni. Penso e credo che tutti quanti voi abbiate la consapevolezza che noi non siamo, e questo è un fatto molto importante, noi non siamo quelli che sono convinti che il mondo finisca con la propria regione. Noi siamo quel gruppo di persone, uomini, donne, intellettuali, lavoratori, imprenditori, che qualche anno fa hanno deciso che il Veneto, che il popolo veneto, col suo territorio, i suoi cittadini, avrebbe fatto meglio a riprendersi in mano
semplicemente quello che è qualcosa di naturale, cioè il proprio destino e il proprio futuro. E quindi noi abbiamo sempre cercato di trasmettere questo con il linguaggio. Abbiamo sempre cercato di uscire dal cliché che qualcuno ci voleva, come dire, assegnare, quel cliché, quella classificazione di vetero-venetisti, di ignoranti, di razzisti e così via. Il linguaggio è la parte fondamentale del nostro messaggio politico e penso che andando avanti con la serata avrete modo di capire che attorno a questo progetto di indipendenza del Veneto in realtà c'è una grande sostanza, c'è un grande spessore che noi abbiamo sempre cercato e voluto e alla fine ci siamo anche riusciti a portarlo avanti. Siamo indirizzati al progresso, all'innovazione, allo sviluppo. Il nostro non è un territorio dove questo non avviene. Sappiamo che ci sono degli incubatori tecnologici, sappiamo che i microprocessori sono stati inventati nel Veneto, quindi non è chiudendosi a riccio all'interno di uno stato più piccolo il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è quello di aprirci al mondo e di poter entrare nel mondo, nei mercati, nelle culture del mondo in una maniera che è sempre stata la maniera che noi abbiamo sempre messo in atto, visto che i Veneti sono un popolo di navigatori. Nel nostro glorioso passato abbiamo dimostrato di non essere secondi a nessuno nelle capacità di stabilire relazioni internazionali anche in posti lontanissimi, allora difficilmente raggiungibili. E ancora oggi, se vogliamo, il tessuto imprenditoriale del Veneto è un tessuto di piccole e medie imprese vocate soprattutto all'esportazione. Siamo tra i più grandi esportatori d'Europa dei nostri beni e servizi che facciamo qui e che ancora faticosamente riusciamo a portare in giro per il mondo, a vendere, e per questo siamo particolarmente apprezzati. Sappiamo quindi quanto sia importante costruire una retorica pubblica che si sviluppi all'interno non tanto dei movimenti di protesta, quanto del linguaggio, un linguaggio che sappia esprimere delle soluzioni, delle proposte, che sia in grado di porsi anche delle nuove domande e non semplicemente indirizzato a dare risposte sempre alle solite cose. Dobbiamo uscire quindi da quella situazione ambientale che vorrebbe vedere il Veneto che diventa indipendente come qualcosa che si chiude a riccio e che non è internazionale. Ebbene, se ci pensiamo bene, sono proprio gli italiani che ci vogliono relegare in questo provincialismo. Allora, quando noi abbiamo una capitale lontana che non gestisce i nostri interessi, che non si occupa di sviluppare la nostra identità, che non ci permette di renderla nota al mondo, ecco, in quel momento noi diventiamo provinciali, in quel momento noi diventiamo piccoli. Se noi avremo la capacità, e questo è una cosa estremamente importante, di tornare capitale, di esprimere quello che noi siamo, un tessuto metropolitano fatto di host tra loro connessi in rete, e comunicare al mondo questa nostra capacità, in questa maniera noi riusciremo a portare il vero messaggio del Veneto moderno, che sarà quello che ci porterà all'indipendenza, a convincere tutti quanti i cittadini del Veneto ad andare a votare e a mettere una croce su quel sì. Due parole come imprenditore sulla situazione economica che stiamo vivendo. Io la voglio fare non tanto sui numeri quanto sulle sensazioni che stiamo avendo tutti quanti noi. I numeri li possiamo cercare su internet, li possiamo cercare sulle banche dati, possiamo andare a vedere sul sito degli industriali, degli artigiani, possiamo leggere i giornali. Ormai il segno meno lo vediamo dovunque e comunque già da molti anni.
E quindi concentriamoci sulle sensazioni e su qualche certezza. Sappiamo che, per esempio, l'anno scorso, nel 2012, è stato emanato il decreto Salva Italia, in cui lo Stato italiano si impegnava a pagare 40 miliardi di euro di arretrati alle piccole e medie imprese d'Italia, tra cui molte anche del Veneto. 40 miliardi in 3 anni a fronte di un debito pubblico nei confronti delle piccole e medie imprese che avevano detto essere di 70-80, poi alla fine si sono accorti che era di 100, 110, 120. Ebbene, l'Italia l'anno scorso ha fatto una legge per pagare 40 miliardi di euro alle imprese a fronte di un debito di 120, ok? Quindi un terzo del debito pagato in 3 anni. Facciamo un salto all'indietro, andiamo a vedere l'Argentina quando è fallita, nel 2001 se non erro. Ebbene, i titoli argentini sono stati pagati un terzo del loro valore. L'Italia, nei prossimi 3 anni, se ce la fa, pagherà un terzo del proprio debito nei confronti delle piccole e medie imprese del Veneto. Questo è un dato di fatto. Scusate, è stato scritto sui giornali che questo decreto Salva Italia fa anche sorridere, perché di fatto non è altro che, da parte mia, un concordato preventivo. Si va dai creditori, si fa il conto del debito e si va dai creditori e si dice: guarda, non te lo pago tutto, te lo pago solo un terzo. Questo a casa mia è concordato preventivo. Stiamo aspettando che arrivi il fallimento. Non ultima, il declassamento che abbiamo avuto alla tripla B, che è l'anticipo di una situazione economica gravissima, perché dopo la tripla B abbiamo la tripla B col meno e poi iniziano le C, che sono le classificazioni dedicate ai titoli spazzatura. Sappiamo che nel momento in cui c'è la tripla B o la tripla B meno, gli investitori cominciano a vendere, e non è un caso se le quotazioni dei bot hanno superato quella dei BTP. BTP sono i titoli a più lunga scadenza, i bot scadono 2-3 mesi, per cui i bot adesso te li pagano bene, hanno una buona quotazione, mentre abbiamo visto che gli investitori hanno cominciato a cedere e a vendere i BTP, perché si pensa e si presume che possono esserci sul debito a lunga scadenza italiano la possibilità di avere un default. Quindi questo è un altro motivo per cui noi cittadini del Veneto, che viviamo ancora all'interno di un tessuto sostanzialmente sano, di interrogarci su quello che potrebbe essere la nostra condizione, se in un tempo ragionevolmente breve, che significa essere di qualche mese, non prendiamo delle iniziative forti per tutelare quelli che sono i nostri interessi. È girato nelle scorse settimane anche un rapporto riservato, che doveva essere riservato, di Mediobanca, il branch inglese, quello che si occupa della valutazione della situazione italiana per gli investitori britannici. Purtroppo questo rapporto è arrivato sui tavoli di tutti, abbiamo potuto leggerlo anche noi in giro su internet, e non sono affatto rose e fiori. Sembra che uno dei prossimi punti deboli dell'Italia sarà la situazione bancaria. Attualmente abbiamo visto nei bilanci un po' di tutto il sistema bancario italiano come nell'ultimo anno e mezzo le sofferenze per titoli e situazioni inesigibili sia cresciuto esponenzialmente. Nel contempo si apre lo scenario di difficoltà per quanto riguarda i cosiddetti crediti esigibili, ovvero, diciamo così, i mutui erogati che dovrebbero essere, che sono iscritti a ruolo, coperti da un corrispondente valore immobiliare. Ebbene, c'è il rischio che, se questo valore immobiliare dovesse scendere di un altro 10-15%, come si presume che possa succedere, ci troveremo nella difficilissima situazione che le banche italiane, la totalità delle banche italiane, le principali banche italiane, avrebbero erogato
una quantità di mutui non corrispondente al valore degli immobili che hanno in carico. Questa sarebbe praticamente una situazione gravissima di default. Ci stiamo arrivando anche lì. L'altro giorno ero in banca e mentre facevo un'operazione ascoltavo una signora che stava chiedendo un mutuo per un appartamento. Sempre parlando di sensazioni, l'impiegato diceva che sarebbe stato molto difficile poter accedere a questo mutuo. Alla fine gli ho detto vabbè, provi a fare la domanda, però sappia che noi erogheremo il mutuo solo a fronte del 60% del valore del suo immobile, quindi si vede come le banche stiano già cercando di tirare i remi in barca per autotutelarsi per un ulteriore crollo del valore del prezzo dell'immobile. Quindi concludo la mia breve relazione. Ci troviamo nelle condizioni di dover tutelare i nostri interessi. Dover tutelare i nostri interessi non è un fatto, come dire, di egoismo, è un dovere che noi abbiamo. Tutti quanti, tutte le mattine noi ci alziamo, abbiamo una famiglia, io ho una moglie, qualcuno ha dei figli, io anch'io ho dei figli come voi, abbiamo degli amici, abbiamo un ruolo all'interno della nostra società. Tutelare i nostri interessi significa tutelare le persone che ci stanno vicine. Se tu sei un amministratore, come per esempio ne abbiamo uno, tutelare gli interessi significa tutelare gli interessi delle persone che ti hanno eletto e che ti hanno dato questo incarico rappresentativo, per esempio. Tutelare i propri interessi significa tutelare i propri figli, i propri genitori. Questo significa diventare indipendenti attraverso un plebiscito, significa tutelare i nostri interessi che in questo momento non sono tutelati da una capitale lontana. Gli esempi sono innumerevoli, pensiamo al fatto per esempio che all'interno del Parlamento europeo i cittadini del Veneto, proporzionalmente alla propria popolazione che è di 5 milioni, hanno solo 8 europarlamentari. In Europa vengono prese decisioni molto importanti sul futuro, sugli scambi commerciali. Pensiamo per esempio all'annosa questione delle quote latte. Noi con 8 europarlamentari non siamo riusciti a tutelare gli interessi degli allevatori del Veneto, perché l'Italia e la sua capitale lontana avevano altre priorità e noi avevamo un peso inferiore. Pensiamo per esempio alla Lituania, un paese piccolissimo rispetto al Veneto, meno abitanti di noi, che ha a disposizione se non erano 12 o 13 europarlamentari. Diventare quindi uno Stato indipendente all'interno dell'Europa di soli 5 milioni di persone in realtà consente ai cittadini del Veneto di avere una maggiore rappresentatività all'interno del Parlamento europeo, un maggior peso politico e quindi poter fare delle scelte più mirate a tutela di quelli che sono i nostri interessi. Tra pochi mesi saremo chiamati a votare a questo plebiscito, ormai è una certezza. Noi facciamo attività politica da qualche anno, però questa è la prima volta che ci poniamo in una platea con la certezza che andremo a votare a questo plebiscito. Non perdete l'occasione di uscire da questa sala e cominciare la vostra campagna elettorale personale nei confronti dei vostri amici, dei vostri conoscenti, dei vostri parenti. Iniziate a parlare e a comunicare il fatto che in autunno, o poco dopo al massimo, tutti i cittadini del Veneto, quindi non più solo qualche comune del Bellunese che vuole andare in provincia di Trento e in provincia di Belluno, tutti i comuni del Veneto e tutti i cittadini che abitano nei comuni della regione del Veneto saranno chiamati ad una consultazione globale, quindi avremo la possibilità di andare a votare tutti. È un fatto assolutamente storico perché non capitava dal 1866 e il quesito sarà: vuoi tu che il Veneto diventi una repubblica indipendente e sovrana? Sì? No?
E allora, cittadini di Conegliano, io questa sera vi chiedo, cosa volete votare?